Ho una cucciardata di San Giuseppe. Siamo pronti per fare l'impasto, per fare la cucciardata. Farina di grano duro, un po' di sale, un po' di lievito e poi acqua. E si va ad impastare. E si vede con le mani quando l'impasto è pronto. Oramai c'hanno l'impastatrice, ma noi la dobbiamo prendere nelle mani la pasta. A che età hai iniziato a fare il pane in casa? Ma avevamo 10 anni, io e mie sorelle, e lavoravamo. Hai imparato da mamma? Sì, C'era tanta soddisfazione quando usciva il pane caldo? sì, bellissimo. Facevamo galletti, facevamo quello tondo, quello lungo, la S, erano un po' di tante forme. Il pane artistico lo si prepara abitualmente per la festa di San Giuseppe? Sì, i cucciardati si fanno quando si fanno le cene di San Giuseppe. Per le cene si fanno tante cose, si fanno biscotti, focacce. Si impasta con i pugni? Sì, viene più forte. Abbiamo fatto l'impasto, ora si scania. Quindi a differenza del pane non deve lievitare? No, un pochino leggermente riposato, ora si può iniziare. Si fa si fanno filoncine, ora si fa una treccia. Quindi questa è la classica treccia. Questa è la treccia, che è il di sotto della coccodata. È velocissima. Così. Ora si fa così. Sì, e la base è pronta. Come si procede? Si procede con i disegni. Questo. Poi questo. Serve una forbice, un pettine, un tagliarino. Bisogna operare su tutta la treccia? Sì. Si possono fare tante forme oltre a questa un po' a Sì, ciambella? si può fare un rotolo rotondo, si può fare qualsiasi forma. Un bastone per San Giuseppe, abbiamo fatto per San Giuseppe la faccia di San Giuseppe. Questo così. Queste piccole decorazioni sono fatte proprio con lo stesso impasto? Sì. Una volta si lavorava tutti insieme in famiglia? Sì, era un divertimento per noi piccoli. Quindi queste sono le decorazioni Queste che abbiamo sono creato. le decorazioni, sì. Facciamo vedere cosa abbiamo preparato. Quindi L'uva, le rose, i tulipani. Ci vuole un po' di tempo, però è bello farlo. Quindi tutte le decorazioni vengono fatte Sì. a mano. Sì, tutto a mano. Giovanna che sta realizzando proprio le L'uva. decorazioni. Sì. Sto facendo l'uva, che ora la mettiamo sopra la cucciardata. Quindi stiamo riproducendo il grappolo. Sì. Quindi Vengono posati leggermente perché sennò si deformano. quando hai imparato a fare le decorazioni? Da piccolina la mamma ci dava un pezzetto di pasta
e creavamo delle piccole cosette, tipo gli uccellini, tipo tutte queste cosette qua. Era il gioco di una volta, Sì, un'occasione per stare insieme ci con la famiglia. divertivamo moltissimo, io e le mie sorelle facevamo sempre delle piccole cose. Signora Lucia, cosa sta facendo? Le rose, Quindi con questo impasto stiamo realizzando adesso le rose. delle rose, sì. Vediamo come nasce una rosa per il nostro pane artistico. Si fanno i petali. Ed è fatta la rosa. In pochi secondi quindi abbiamo visto nascere la rosa. Sì. Signora Maria, lei invece cosa sta facendo? Sto facendo la foglia. Il nostro grappolo è pronto intanto. Sì, Quindi le decorazioni vengono semplicemente appoggiate. sì, sì. Adesso cosa facciamo? Una foglia. Qui cosa stiamo realizzando? Un uccellino. Mostriamolo, facciamo vedere il nostro uccellino. Ecco. Quando si ci mettono gli occhietti viene così. Lo collochiamo. Signora Maria, questo è il tocco finale. Questo sì, questo ci dà più lucentezza quando cuoce. Quindi siamo pronti per la cottura. Sì, sì. Nel forno a legna, così come Nel si faceva forno una a volta. legna, sì, sì. Così cuoce velocemente. Quindi poi il pane lo si conserva in casa, questo pane artistico, lo si mostra. Sì, sì, si mette in mostra. Cuccinata di San Giuseppe. È una vera e propria opera d'arte. Guardate un po', amici di Bella Sicilia. Ma come viene preparato? Intanto partiamo dall'impasto. L'impasto viene acqua, farina, sale e un pochissimo, poco di lievito. Si fa una treccia, si fanno fiori, si fanno foglie, si fanno uva, c'è l'uva. Ma quanto tempo ci vuole per realizzare questo pane? Ci vogliono 3-4 ore. Poi si mangia subito, si conserva? Sì, se si vuole mangiare si può mangiare, però un po' duretto. E questo pane quando viene realizzato? In quale periodo dell'anno? 19. Quindi per San Giuseppe si possono realizzare tante forme. Sì, sì. Questo è fatto con la treccia, si può fare con un rotolo, si può fare diverse forme ci sono. Amici di Bella Sicilia, fateci sapere da dove ci guardate e naturalmente aspettiamo anche il vostro parere. Guardate, ci può descrivere un po', ecco, gli elementi? Ci sono le rose, i papaveri, l'uva, un fiocco. Complimenti veramente. Allora, Grazie, grazie. noi amici vi salutiamo con questa bellissima immagine. Siamo a Chiaramonte Gulfi, Sì, in provincia di Ragusa. Ciao a tutti. ciao.